Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Le segreterie provinciali di FIM, FIOM e UILM esprimono forte preoccupazione e totale contrarietà rispetto al piano di esuberi annunciato da Dradura Italia per il sito produttivo di Sandona di Piave. La dichiarazione di 45 esuberi e l'intenzione di ricorrere al contratto di solidarietà, si legge in una nota congiunta, rappresentano l'ennesimo esempio di crisi industriale gestita interamente a scapito delle lavoratrici e dei lavoratori. È inaccettabile che per mesi la direzione aziendale abbia minimizzato la situazione parlando di difficoltà sotto controllo, salvo oggi comunicare la presenza di gravi perdite economiche per centinaia di migliaia di euro. FIM, FIOM e UILM chiedono all'azienda trasparenza, responsabilità e un confronto vero. Martedì prossimo si terrà un incontro con l'azienda e a chiederlo è stata l'unità di crisi della Regione Veneto. Non ci limiteremo a discutere di ammortizzatori sociali, vogliamo garanzie occupazionali, impegni contrattuali concreti e una strategia chiara per il futuro del sito di San Donà. Cambiamo argomento. I carabinieri di Portogruaro hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Pordenone nei confronti di un 33enne straniero, in Italia senza fissa dimora, ritenuto presunto responsabile del reato di rapina aggravata in concorso commessa nel dicembre 2024. L'uomo, in concorso appunto con un 29enne straniero già arrestato nell'immediatezza dei fatti dopo essere entrato all'interno di un esercizio commerciale di San Sino di Livenza ed aver asportato della merce degli scaffali senza pagarla, avrebbe usato violenza nei confronti dell'addetto alla sicurezza per assicurarsi la fuga, impossessandosi quindi di un monopattino parcheggiato in prossimità dell'uscita e tentando infine di entrare all'interno di una vicina abitazione, riuscendo a scappare prima dell'arrivo dei carabinieri. Il provvedimento cautelare è stato notificato al 33enne presso la casa circondariale di Gorizia, in quanto già detenuto per altra causa. Voltiamo pagina. Si conclude oggi l'ottavo summit del G20 Spiagge, il più importante network pubblico del turismo italiano di cui anche Chioggia fa parte. A rappresentare la città ad Alghero c'era il sindaco Mauro Armelao. Ho sottolineato, ha detto Armelao, che noi abbiamo assegnato il 90% delle 164 concessioni balneari, frutto di un ottimo lavoro dell'ufficio demanio comunale che ha lavorato applicando la legge regionale 33/2002. Poi ho portato all'attenzione del tavolo la problematica legata ai bagnini e l'impiego degli stessi solo se maggiorenni. Ho ribadito che l'età minima sia sempre di 16 anni perché quasi tutti sono studenti. Poi sono passata alla questione che riguarda i rifiuti spiaggiati. Non è possibile che paghino le spese di rimozione e pulizia i residenti, cosa che dico da tempo. Abbiamo anche affrontato la tematica dei venditori abusivi, ma su questo tema daremo maggiori dettagli in seguito. A Chioggia è stata affidata la delega alla sicurezza. Lavoreremo anche in stretta sinergia con le altre comunità marine d'Italia. E mancano solo 2 settimane all'apertura della sesta edizione del Salone Nautico Venezia, in programma dal 29 maggio al 2 giugno 2025 all'Arsenale. L'attesa cresce per uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario nautico internazionale. Tra 15 giorni le banchine dell'Arsenale ospiteranno più di una decina di anteprime mondiali. A Venezia saranno esposti i gioielli del mare, le migliori novità nel campo delle propulsioni e sarà possibile apprezzare le dinamiche di fusione stilistica e funzionale tra i segmenti motore a vela senza trascurare i catamarani che interpretano nuove evoluzioni concettuali di vivibilità a bordo. 5 giorni per scoprire le ultime novità del settore, tra yacht, super yacht, barche a motore, a vela, ibridi elettrici e nuove tecnologie sostenibili. Edizione 2025 si preannuncia ancora una volta da record. Oltre 300 imbarcazioni attese in acqua, più di 220 espositori, 1100 metri lineari di pontili e 30.000 metri quadrati espositivi a terra. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.